il microfonino arriva anche a te. Posso? Ci siamo. Gioca mercoledì e fisso e Sabato prossimo. Sabato devo fare una maratona che non hai idea. Modena è la sede.
Amici dell'Hockey Pista, ben trovati, una buona serata in diretta dal Pala Regnani di Scandiano in provincia di Reggio Emilia. Tutto pronto per questa 17esima giornata del campionato di Serie A2 2024-2025. Un saluto, un buonasera da me, da Salvo Fratello. Al mio fianco Sandro Rainieri, siamo pronti a vivere le emozioni di Centro Palmer Scandiano. Montecchio Precalcino, match valido e fondamentale. Lotta playoff nel girone A di Serie A2. Sandro, vado subito a chiederti che partita ti aspetti quest'oggi. Una partita, buonasera a tutti, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Una partita apertissima, Montecchio Precalcino è una squadra di talento, di grossi giocatori, sta facendo bene, è in piena lotta per i playoff. Questo è uno snodo cruciale, una partita cruciale. Dovesse vincere Scandiano metterebbe una grossa impronta al suo percorso. Ricordiamo che Scandiano ha perso a Breganze in circostanze diciamo sospette, dove avrebbe ampiamente meritato di vincere, il pareggio sarebbe stato stretto, lo diciamo subito, ha perso e quindi è ancora invischiato, non può ritenersi sicuro della presenza ai playoff, e proprio stasera è una partita importante che decreterà, forse con una vittoria può decretare un grosso passo in avanti. Ricordiamoci che sono 3 partite in una settimana questa, ma ci arriveremo. Una partita in cui dovrà stare calma, perché abbiamo già visto che con le troppe proteste non si risolve molto, si beccano solo dei cartellini blu, e in questo caso contro una squadra, Montecchio Precalcino, molto fisica e che ha ritmi molto alti, occorrerà anche molta pazienza e deve prevalere la tecnica e l'abilità e la pazienza. Ricordiamo che arbitra Molli, un arbitro che tira fuori molto cartellini, quindi bisogna stare un pochino anche controllati, e ci auguriamo tutti una bella partita. C'è anche una larga rappresentanza ospite, siamo contenti anche di questo. Assolutamente sì, tanto pubblico di fede bianco-verde, vediamo un bel miscuglio qui sugli spalti del Pala Regnani. Ovviamente che sia un ottimo pomeriggio di sport, di hockey pista, ci divertiamo, speriamo di sì, speriamo di divertirci non solo insomma come affezionati ai colori rosso-blu, perché diciamolo, ma comunque come spettatori di questo bellissimo sport. L'hai detto tu, arbitra Luca Molli. Vado a leggere quelle che saranno le formazioni a disposizione dei due coach. Coach Enrico Mariotti, che ha il suo 10 tipico, i suoi 10, anche se insomma cambiano in qualcuno degli elementi, soprattutto nel decimo, le scelte del coach. Vecchi, Raveggi, Nicolo Busani, Stefani Denite, Roca, Beato, Barbieri, Riccardo Busani e Santiago Herrero. Per Montecchio, Pozzato, Zanfi, Giuliani, Tiella, Pozzo, Carraro, Calvo, Toniazzo, Dalla Valle e Michele Dalla Valle Andrea. Ovviamente andremo a vedere quelli che sono i quintetti, anzi già possiamo capire quelli che sono i quintetti. Per Scandiano, Vecchi, Beato, Denite, Nicolo Busani ed Herrero. Dall'altro lato invece Zanfi tra i pali, grazie Sandro che tu hai già dato un'occhiata al portiere con l'esperienza, Giuliani, poi ci sono Pozzo, c'è Dalla Valle che tenta subito la conclusione, poi ancora Andrea Dalla Valle va un passo dal vantaggio, e poi ovviamente Nahuel Calvo, che è miglior marcatore del Montecchio Precalcino con 26 marcature, e insomma dietro Posito dei Breganze è sicuramente uno dei
più efficaci. E intanto si alza il grido Montecchio, Montecchio, vicino a noi tante bandiere bianco-verdi. Attacca Scandiano nel primo tentativo offensivo con Deinite che cerca di servire Herrero, poi va a recuperare una pallina che sembrava persa. 21 secondi per chiudere l'azione offensiva, qui probabilmente si arriverà e c'è un'infrazione di 5 secondi perché Scandiano è rientrata male nella propria metà della pista e allora può ripartire Montecchio Precalcino con Andrea Dalla Valle che scambia con Calvo e poi va a servire Pozzo, la deviazione, anzi Giuliani la deviazione sulla sua conclusione, recupera Andrea Beato che poi va a servire Herrero, ancora Beato, 24 minuti da giocare in questa prima frazione, è andato via il primo minuto di gioco. Herrero per Beato, gestisce e poi va a servire ancora per Herrero, tallonato da un avversario, costretto a indietreggiare, adesso Scandiano che deve provare a costruire la propria azione offensiva, qui Beato rischia di perdere il possesso, c'è una palla contesa, una palla 2, con Herrero e Giuliani cercano di disputarsela, poi Calvo a recuperarla. Montecchio è già dall'altro lato con Pozzo, ancora Calvo, poi Dalla Valle. Calvo tenta una conclusione in diagonale pericolosa, ancora Calvo, si ferma, poi va all'indietro da Pozzo, dentro il tentativo di Andrea Dalla Valle, palla che termina out e allora può ripartire Scandiano con Beato per Herrero, poi Deinite, ancora Beato, Herrero approfitta del blocco, prova la conclusione, la respinta, poi la va a recuperare Deinite, ancora Scandiano con 24 secondi sul cronometro d'attacco, respinta di Zanfi in tuffo, poi rischia di perderla Pozzo, prova ad andare dall'altro lato velocemente Montecchio, ancora Pozzo a gestire, si chiude Scandiano, qui recupero di Deinite, una buona ripartenza Deinite, conclusione centrale, respinta da Zanfi e poi deve provare a uscire Montecchio. Sandro, abbiamo visto primi istanti di match in cui insomma le due squadre non si stanno tirando indietro. No, un po' me l'aspettavo, i ritmi sono molto alti, difende molto alto il Montecchio come ci aspettavamo, è già andata alla conclusione più volte, ora cerca di ripartire Scandiano con un Deinite abbastanza ispirato in questi primi minuti. Beato che è il playmaker di questo centro palma che Scandiano in questi primi minuti, ora Herrero cerca di tenere palla, ottiene un fallo, cioè il massimo possibile, una partita che comunque rispecchia un pochino sta rispecchiando quello che mi aspettavo, ritmi alti, Scandiano che ci sta provando, contropiedi da una parte e dall'altra, bisogna vedere quanto, tanto un tiro di Deinite è finito fuori di poco, quanto durerà questo ritmo alto, anche perché comunque la partita è molto lunga, sono trascorsi solamente 3 minuti e mezzo, ora ci prova Beato, mette una palla in mezzo che Zanfi schiaffeggia, comunque squadre molto vive e match che sarà molto ma molto intenso. Tanto Giuliani cerca di andare alla conclusione, la finta, poi va dietro porta, cerca qualche compagno libero, Scandiano sta in difesa e tiene bene le posizioni, dall'altra parte Pozzo ancora per Giuliani, cerca la conclusione dalla distanza, smanaccia e respinge Vecchi e quindi possono ripartire i 45 secondi, ancora Montecchio che ha un predominio territoriale in questi primi minuti, cerca di andare avanti, andare dalla valle, riesce in bello stile a guadagnare il centro area, poi perde palla, nulla di fatto, partita già combattuta perché la posta in palio è altissima, Salvatore. Assolutamente sì, perché insomma l'abbiamo detto in avvio, sono due squadre che cercano punti per garantirsi un posto al sole in quei playoff che al momento sono, direi, sicuri solo per Breganze e Correggio, che ormai hanno preso ampiamente il largo, anche perché entrambe le squadre, curiosità, quanto qui Herrero subisce fallo, entrambe le squadre, Sandro, hanno perso con le prime due, intanto qui potrebbe arrivare il primo cartellino per è giallo per Ginestar, direi, sì, Ginestar, sì, per il tecnico di Montecchio, evidentemente per proteste, però
come dicevo Sandro, insomma, due squadre che hanno perso nelle ultime 5, entrambe, sia con Breganze che con Correggio. Ecco, Scandiano ha dimostrato di essere un pochino più vicino a quel livello lì, Montecchio invece ha perso con un po' più di margine. Sì, è vero, Scandiano è stata l'unica squadra che nelle due partite ha messo in difficoltà il Breganze. Va detto anche che Montecchio è l'unica che ha strappato attento, tanto a Beato che mette una bella palla in mezzo per Busani, nulla di fatto. Dall'altra parte Calvo viene sporcata la conclusione da Deinite, subito si lotta per la conquista della pallina, Herrero ci sprova, poi alla meglio per il momento Pozzo che cerca, anzi Calvo che va in aria, nulla di fatto, si può proseguire, cade a terra, va Busani, il tiro di Busani respinto, la recupera Deinite, va dietro porta, poi c'è un giocatore a terra, Molli ferma il gioco per permettere, anzi no, non permette ai sanitari di entrare, richiama Calvo, ha qualcosa da dirgli, devono stare attenti tutti i giocatori perché Molli valuta molto queste cose, molto gli atteggiamenti, la lingua lunga, quindi c'è da stare attento, lo fa uscire, ci sei fatto male, esci, vai a vedere che cos'hai, ma non faccio entrare i sanitari in pista. Va detto che dicevamo che Montecchio è stata l'unica formazione che ha pareggiato col Breganze in questo campionato, quindi è un bel biglietto da visita quello Palarignani. Assolutamente sì, insomma lo ricordavi tu, Breganze che è ampiamente prima nel girone A di Serie A2, intanto è entrato anche l'altro Dalla Valle, Michele Dalla Valle, col numero 44 in sostituzione di Nahuel Calvo che, come detto, ha subito un colpo e quindi è rimasto a terra. Herrero si ferma, prova a pensare a una conclusione, poi Deinite non ha ancora cambiato, intanto Deinite dalla distanza porta avanti Scandiano, l'arciere, come ribattezzato dalla sua esultanza. Gran conclusione qui Sandro di Davide Deinite, insomma l'avevamo detto, era uno di quelli che aveva cominciato bene e Zanfi qui non ha potuto fare nulla su una conclusione da lontanissimo. Siamo stati buoni profeti per lui, un gol bellissimo dalla distanza, un suo marchio di fabbrica, il tiro dalla distanza, l'ottava rete in questa stagione, è veramente bravo, ha sfruttato un po' di spazio che gli è stato lasciato dal Montecchio, cosa che non si deve fare perché Scandiano ha grossi tiratori da fuori, uno di questi Deinite, aveva cominciato bene, l'ha dimostrato e ha portato in vantaggio Scandiano dopo poco più di 5 minuti. Ora manovra Montecchio, cerca di portarsi subito sotto, intanto è stato fatto uscire Calvo, è entrato al suo posto Michele Dalla Valle, poi cerca ora Giuliani di uscire dalla marcatura di Busani, mette una palla in mezzo, ha difficoltà a controllare Andrea Dalla Valle, poi in qualche modo ci riesce, riesce anche a concludere rasoterra, attento Vecchi, e dopo 6 minuti trascorsi Scandiano è già in vantaggio 1-0 con la rete di Deinite. Sì, situazione probabilmente ideale per Scandiano perché sappiamo una squadra che non segna tantissimo perché alla fine è il settimo attacco del girone A, ma è la miglior difesa del raggruppamento con 33 reti subite. Intanto c'è un fallo di Herrero ed è il secondo di squadra, se non vado errato, per Scandiano. Vediamo se cambia l'indicazione sul tabellone, c'è ancora uno, ma dovrebbe essere il secondo. Intanto torna in pista Calvo ed esce Michele Dalla Valle. 18:40 ancora da giocare in questa prima frazione con Giuliani, tenta l'imbucata, Herrero in qualche modo respinge, poi va giù, c'è infrazione, il possesso resta, dovrebbe passare a Montecchio e così è. Infatti è Dalla Valle a rimettere in gioco verso Giuliani, cerca e trova Pozzo, evita ancora, poi cerca di mettere dentro Giuliani, la conclusione respinta da Vecchi. Qui è stato bravo l'estremo difensore scandianese. Calvo, finta contro finta, tenta una bella conclusione, poi prova a uscire Herrero che porta palla già dall'altro lato, Herrero fermato da Calvo, qui ha esagerato un po' Santiago Herrero. Pozzo a cercare Andrea Dalla Valle, mette dentro, fermato da Deinite, accelera Deinite ancora dall'altro lato, cerca, anzi pensa alla conclusione, ci pensa troppo e poi perde il possesso. Calvo ribalta il fronte, 17:48, adesso velocissime le azioni, Herrero commette fallo, arriverà probabilmente un cartellino blu, così è, quindi primo blu della gara per Herrero,
Calvo che avrà tiro diretto a propria disposizione per trovare il pari a un 6 su 11, un incoraggiante 54,5% in questa specialità. Non si può dire lo stesso per Scandiano che sta faticando, ma ne parleremo poi, Sandro. Tanto Calvo contro Vecchi che ovviamente prende un attimo in più. È pronto Calvo. Parte Calvo, la tiene lì Calvo, palo! Non riesce a realizzare, poi va giù Calvo che cercava forse il contatto, qui non c'è, e allora diventa 6 su 12, perfettamente a metà la percentuale di realizzazione dei tiri diretti di Calvo. Va giù Barbieri, fallo. Intanto Scandiano però è in inferiorità numerica, però Sandro qui è stato anche bravo Vecchi a temporeggiare, non andare giù sulle finte e controfinte di Calvo. Sì, gran tecnica di Calvo, però è stato molto bravo Matteo Vecchi perché non è mai caduto in una finta, è rimasto, si direbbe in piedi, ma diciamo inginocchiato, accosciato nel modo giusto, ed è riuscito a disorientare un pochino le idee di Calvo che ha sparato fuori col palo esterno. Ora c'è da soffrire in questo power play per Montecchio, cerca di andare al tiro un pochino qua, la conclusione affrettata, Giuliani nulla di fatto, 17 al termine, c'è da soffrire, mantenere questo vantaggio di questa inferiorità numerica. Ci prova Nicola Pozzo, non sembra avere le idee molto chiare per il momento. Montecchio libera un uomo per andare al tiro, Giuliani poi sul primo palo la prende Vecchi, De Nite deve uscire da quella situazione, non riesce a mantenere il possesso palla. Attenzione a Giuliani che cerca di liberarsi della palla ma non in posizione pericolosa, ancora Giuliani, scarica per nessuno, deve andare della Valle a recuperare, sta difendendo molto bene Scandiano come si è sempre abituato, quindi inferiorità numerica, fallo pacchiano qua di Calvo che rovina tutto questa azione di attacco, e quindi Scandiano può un attimo alleggerire la manovra e cercare di portarsi lontano dal pericolo. Lo fa in maniera un po' troppo frettolosa Beato, non trova Barbieri pronti in questo caso, quindi ancora Montecchio che attacca. Attenzione a Calvo col 22, cerca il tiro, bravo Vecchi ad arrivarci col guantone destro, ancora Montecchio che manovra dietro porta, scambiano Della Valle con Pozzo, poi va il tiro, Giuliani nulla di fatto, va in contropiede di Nita, attenzione un mismatch 1 contro 1, cerca di andare al tiro, finisce fuori, forse poteva anche tenere qua la palla dei Nite, comunque palla 2, Scandiano sta reggendo bene l'urto, deve ancora portare pazienza perché è ancora in inferiorità numerica, ora perde palla per un attacco del Montecchio. C'è da dire che poi Scandiano ha questa caratteristica, Sandro, nel power play a sfavore, intanto qui rischia di subire e smentirmi subito, però nei power play a sfavore di solito è sempre abbastanza corta la formazione rosso-blu, che difensivamente dimostra di essere sempre molto precisa. Qui Beato cerca, Stefani rientra proprio il numero 6 per pareggiare i conti dal punto di vista numerico, attacca Montecchio, Calvo fermato da De Nite, Giuliani strappa il possesso a De Nite, poi però rischia di perderlo e ci riesce, e allora è un 2 contro 2, De Nite, conclusione respinta da Zanfi direttamente in out, ma partita dei ritmi molto alti, non sappiamo quanto possano reggere questi ritmi le due squadre. Intanto De Nite, che è uno dei più in palla, esce, entra Roca, e allora adesso è con Stefani, Roca, Barbieri, Beato, Scandiano, ovviamente Vecchi tra i pali, dall'altro lato Zanfi, Calvo, Andrea Dalla Valle, Giuliani e Pozzo, quindi non è cambiato nulla rispetto al quintetto iniziale. 15-17 da giocare in questa prima frazione, con Stefani che cerca Alejandro Roca, poi Barbieri, Beato, all'indietro per Roca, Stefani, Barbieri, Beato, Stefani, Roca, qui perde il possesso, lo recupera Giuliani dall'altro lato con Pozzo che prova ad andare via, fermato da Vecchi, Roca recupera, resiste alla carica di Calvo e adesso deve uscire Scandiano dalla propria metà della pista con Barbieri che va giù, contatto che però è velleitario, poi Stefani anticipa e riesce a rubare il possesso a Calvo. Beato cerca un compagno, qui sbaglia, allora Andrea Dalla Valle a gioco facile recupera il possesso e può dare là un'ennesima azione offensiva per Montecchio.
Dalla Valle evita il ritorno di Barbieri, poi però c'è un'infrazione, possesso che passa a Scandiano, quindi riparte con Roca verso Beato, poi Stefani. Qui non riesce a tenere il possesso contro Giuliani, che in qualche modo esce dalla retroporta. Poi Giuliani ancora, stavolta è dietro la porta, difesa da Vecchi, dall'altro lato. Si torna indietro, Pozzo, Giuliani, Calvo. Adesso Montecchio prova a gestire Dalla Valle per Pozzo, anzi Pozzo per Dalla Valle. Adesso scambiano i due, ancora Pozzo. Poi Giuliani, con la fascia di capitano della formazione biancoverde, cerca l'imbucata per Pozzo che non intende per un istante. Poi ancora Dalla Valle tenta la conclusione, Vecchi respinge e qui si salva Scandiano. Beato va a servire Stefani, Roca ha dato indicazione a Beato che arriva un istante in ritardo sul possesso. Roca ha quasi guidato il compagno in corsia. Ancora Roca, poi Stefani, Beato lascia scorrere, prova a recuperare, la lascia lì per Barbieri, suggerimento così Barbieri evita l'intervento di un avversario, poi la conclusione la tiene lì Zanfi. Qui poteva tentare un istante prima la conclusione Barbieri. Calvo dall'altro lato va via in mezzo a due, va giù, c'è il fischio del direttore di gara e arriva il giallo per Calvo, che probabilmente ha tentato un po' di volte di non ingannare, per carità, però di dare la sensazione, Sandro, di aver subito il colpo e di andare giù in seguito a un fallo. E credo sia la terza, quarta situazione di questo tipo. Dai, è sempre per terra, diciamolo bene. Poi stavolta forse era la volta che aveva subito fallo, a mio avviso, quindi forse poteva aver ragione, però deve darsi un po' una calmata, perché è bravo, ha ottime potenzialità, 26 gol parlano per lui, però non può essere sempre per terra ogni volta che lo toccano. Adesso è una partita maschia, si vede, ritmi molto alti, abbiamo detto, gioca bene Montecchio, dobbiamo dirlo. Adesso Scandiano ha preso un po' le misure in difesa, sta subendo un po' meno, Vecchi è da qualche minuto che è inoperoso, si è un po' registrato Scandiano e sta ribattendo colpo su colpo. Bella partita, siamo a metà del primo tempo, ci stiamo divertendo. Per adesso Scandiano in vantaggio, sarà molto lunga. Abbiamo visto che propongono tante soluzioni d'attacco i giocatori di Ginestar, perché veramente stanno facendo tante belle iniziative personali e non, anche di squadra, stanno giocando bene. Quindi ora bel numero di Barbieri che si libera, poi va al tiro, Nillo di fatto, va in contropiede ora Andrea Dalla Valle con calmo, impreciso il passaggio, Alex Roca recupera pallina per un momento, poi la perde, vediamo come non mollano mai, veramente Calvo ha grande assist per Dalla Valle, poi dall'altra parte tiro di Dalla Valle finisce fuori di un niente, qua è un gol un po' mangiato perché non ha inquadrato lo specchio della porta, la posizione favorevolissima, è andato veramente vicino Montecchio al pareggio. Ora Roca dall'altra parte mantiene palla, deve disfarsene perché comunque il pressing è asfissiante. Beato all'indietro per Stefani, 11:30 da giocare, sempre Scandiano in vantaggio. Barbieri che è entrato anche molto bene lui in partita, quando ha fatto successo in campo. Stefani, palla dentro per un dimenticato Barbieri che si gira e trova una grande risposta di Zanfi, è stato completamente dimenticato, è ancora solo in area. Montecchio ha qualche defiance, Scandiano deve sfruttare queste situazioni perché stavolta era proprio una dormita colossale della difesa. In avanti ancora Giuliani, poi va dietro porta, non c'è nessuno in area di rigore, quindi palla viene scaricata ad Andrea Dalla Valle imprecise, quindi recupera Stefani per Scandiano e può ripartire. Qui c'è da dire che era davvero un'occasione enorme per Scandiano. Intanto Stefani prova ad andare via, adesso si ferma dietro la porta difesa da Zanfi, cerca Barbieri, 2-0 per Scandiano, scontro nell'esultanza tra Barbieri e Stefani, però qui Sandro una bella azione di Scandiano, però anche Montecchio una piccola dormita difensiva, c'è da dire che in questo gol c'è. Ha permesso un taglio a centro area, cosa che non si deve fare. Stefani l'ha visto molto bene, Barbieri si è liberato molto bene, è andato in gol. Permette di dire, abbiamo detto che Barbieri è entrato molto bene in partita, come per Dei Nita hanno fatto gol tutti e due, quindi li stiamo portando bene. Per adesso Scandiano in vantaggio, però
diciamo qualche errore. Infatti Ginestar secondo me gli sta dicendo questo ai suoi ragazzi: hanno permesso troppo in area di rigore in questo caso, e nel gol di Denite gli hanno concesso troppo spazio al tiro da fuori, mentre Scandiano in difesa si sta ben comportando contro degli ossi duri, perché ci sono dei veri talenti. Dalla Valle 15 gol, Calvo ne ha 26, è vero, manca Zanini che è un grosso articolo per la squadra di Ginestar, però per il momento Scandiano sta avendo dalla sua il match. Quinta marcatura stagionale per Lorenzo Barbieri, quindi raggiunge Aleandro Roca come numero di marcature 5, con 10:44 da giocare in questa prima frazione. Scandiano 2, Montecchio 0, e adesso entra Toniazzo per Montecchio, andato a sedersi Pozzo, e quindi primo vero cambio per Ginestar, che prima aveva dovuto sostituire per qualche istante Calvo con Michele Dalla Valle. Adesso Roca portare avanti l'azione di Scandiano, all'indietro per Barbieri, poi Stefani, Beato, Barbieri, poi Stefani, Beato, ancora un'azione costruita da parte di Scandiano. Roca qui, suggerimento che arriva con un istante di ritardo e allora Roca la perde. Poi dall'altro lato Giuliani, fermato dallo stesso Roca che è rientrato. Calvo, Giuliani, Calvo per Toniazzo, ancora Calvo, ancora cercare di attaccare Montecchio, la conclusione di Giuliani respinta e Roca a recuperare il possesso. Si ferma Roca, all'indietro per Andrea Beato. Stefani, 35 secondi per chiudere l'azione offensiva per Scandiano. Stefani si ferma, torna indietro per Roca, poi Stefani, Beato, ancora Scandiano in possesso. Adesso Montecchio difende, 5 secondi, qui palla persa malamente da Scandiano in questa occasione. È stata brava Montecchio però a risalire in campo, a mettere in difficoltà i rossoblù. E allora c'è l'indicazione, arriverà un time out per Scandiano brevissimo, arriva adesso con 9 minuti e 4 secondi da giocare in questa prima frazione. Coach Mariotti richiama i suoi e direi che rientrerà in panchina Beato. Intanto la sirena procede per qualche istante di troppo, forse si è incagliata e intanto salta tutto, quindi tabellone saltato, però Sandro esce, ripreso, ecco, ripristinato adesso, esce Beato, rientra Herrero, ma Mariotti direi finora può dirsi abbastanza soddisfatto. Secondo me ha chiamato un time out un po' per fare riposare i suoi, perché comunque sì, diciamo, hanno speso molto, li ha cambiati in maniera giusta, abbiamo visto che chi è entrato era già pronto e ha fatto il suo contributo ampiamente. Complimenti a Beato per aver prodotto un buon gioco, era lui il playmaker prima perché Roca era partito in panchina e adesso ha fatto molto bene. Anche loro due in campo, diciamo che non si pestano anche i piedi, come si suol dire anche in gergo calcistico, quindi hanno dato un buon contributo anche a livello di squadra. Montecchio sicuramente deve fare qualcosa di più in attacco adesso, perché era partito bene, poi Scandiano si è registrato in difesa, quindi ha un po' permesso meno conclusioni e ci vuole un pochino più di inventiva da parte dei ragazzi di Ginestar. Scandiano da parte sua ha fatto rientrare intanto Herrero, Calvo subito pronto per la conclusione, poi viene murato dalla difesa scandianese, riparte Andrea Stefani, anche lui è entrato molto bene in partita dalla panchina, non era in quintetto. 8:50 dalla fine, Scandiano in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Teinit e di Lollo Barbiero, ora in possesso di pallina, scarica sul rientrato Herrero, è stato espulso da Molli per un aggancio netto, cosa che però non ha fruttato la marcatura per Montecchio per Calcino. Intanto recupera una palla Calvo, il mismatch con Roca, mette la palla dentro, interessante per il taglio di Marchetti che rimane a terra, poi
fallo questo di squadra, giusto intervento di Molli, sesto fallo di squadra, cominciano a essere un po' tanti per Montecchio, Scandiano ne ha uno, ricordiamo che Montecchio è una squadra tra virgolette cattiva con i suoi 19 blu contro i 13 di Scandiano, è chiaro che sono solo statistiche, la partita è correttissima fino a questo momento. Herrero da ultimo uomo per Stefani, si libera molto bene di Calvo che però sta con lui nella marcatura, bravo qua il 22 maglia bianco-verde, poi Lollo Barbieri, 25 secondi per andare al tero, lo effettua in questo momento, poi palla respinta, va in attacco ora Montecchio in un 3 contro 3, Calvo al tiro, bravo qua Stefani a respingere con il corpo, ancora Andrea Dalla Valle, ora all'indietro per Giuliani, lato sinistro, all'indietro per Toniazzo da ultimo uomo, cerca di sfidare Herrero che comunque lo aspetta, lo accompagna nella ripartenza, ora ancora Scandiano in possesso di pallina che rallenta per un attimo il ritmo, Lollo Barbieri ne ha tutto l'interesse, Scandiano a rallentare il ritmo, in vantaggio per 2-0, Stefani sul lato destro per Barbieri, palla scomoda da prendere, poi all'indietro per Rocca che cerca di imbastire in attacco, poi i piedi di Molli ci si mettono, poi pasticcia ancora Montecchio per Calcino, recupera ancora palla Rocca, è già la seconda volta che combinano un po' un pasticcio all'interno dell'area di rigore, quindi perdono ancora questa iniziativa e Scandiano ancora può andare per altri 35 secondi per la conclusione, a 7:05 del termine. Rocca fa trascorrere un po' di tempo la squadra di Enrico Mariotti, ancora il galiziano col numero 9 rosso-blu per Herrero, Barbieri, palla dentro, filtrante per Herrero, nulla di fatto, salvo comunque adesso Scandiano sta giocando meglio e Montecchio per Calcino pare abbia accusato un po' il colpo. Eh sì, perché probabilmente anche la seconda marcatura un po' in attesa, abbiamo visto anche la modalità in cui è arrivata, una distrazione difensiva che per Montecchio è stata abbastanza pesante da digerire finora. Attacca però la formazione biancoverde con Andrea Dalla Valle che è costretto a tornare indietro da Calvo, prova a prendere velocità, cerca l'imbucata per Toniazzo, fermato dall'intervento di Herrero. Allora attacca ancora la formazione di coach Ginestar con Giuliani, 8 secondi per chiudere l'azione offensiva. Giuliani l'imbucata così così e allora può andare Scandiano, la lascia lì Stefani per Herrero, la palla dentro di nuovo per Stefani, fermato da Zanfi e allora riparte Montecchio dall'altro lato con Andrea Dalla Valle che è il secondo miglior marcatore, anzi era Toniazzo ma Andrea Dalla Valle è il secondo miglior marcatore di Montecchio. Attacca adesso Giuliani, fermato da Stefani, poi perde qui una brutta palla. Scandiano va giusto, Giuliani, c'è il fischio, c'è il secondo fallo di squadra per Scandiano e ci sarà anche la possibilità per Montecchio di ripartire con 41 secondi sul cronometro d'attacco, 5:39 in questo primo tempo da giocare. Giuliani cerca Calvo che lascia scorrere la palla, poi va ad appoggiarsi a Giuliani. Calvo prova ad entrare, la conclusione respinta, ancora Calvo che recupera, il più veloce di tutti, ancora a mettere dentro, qui recupera Dalla Valle, una buona iniziativa, la respinta, poi il palo e poi Vecchia ad allontanare, è andata vicino al gol del 2-1 Montecchio e ha colto anche il palo. Poi Stefani a lottare con Toniazzo che in qualche modo riesce a uscire in mezzo a due, prova ad alimentare l'azione offensiva di Montecchio, fermato Toniazzo che però riesce a servire Giuliani, ancora in mezzo a due Giuliani, cerca l'imbucata per Dalla Valle, respinta di Vecchi e palla 2 e allora Mariotti richiama Herrero che però viene richiamato verbalmente dal direttore di gara, probabilmente per aver protestato qualche istante fa, ha rischiato qui Herrero. Intanto va giù Giuliani e dovrebbe arrivare un altro blu, probabilmente è così, ed è per Vecchi, già il secondo cartellino blu per Scandiano. Allora adesso Vecchi è stato a lasciare la pista, sia lui che Andrea Stefani,
quindi resteranno Deinite, Barbieri e Rocca per Scandiano. Sarà probabilmente Giuliani ad andare a tentare la trasformazione del tiro diretto. Giuliani, Sandro, che ha un 1 su 4 nei tiri diretti, anzi un rigore, perdono, è giusto, ha un 2 su 3 dal rigore, è giusto. E Jacopo Raveggi che va a guadagnare tanto sostegno da parte del pubblico di Scandiano per Jacopo Raveggi, che dovrà provare a dire di no a Franco Giuliani. Beh, insomma, non semplice entrare in partita subito con un rigore contro, ma questo è il ruolo del portiere. Giuliani contro Raveggi. Va Giuliani e accorcia Montecchio con la marcatura di Franco Giuliani Marchetti, che trova la sesta rete stagionale, 3 su 4 nei rigori. Sandro, un'ottima percentuale per Giuliani, che in questa specialità, perdonami il gioco di parole, è uno specialista, e Montecchio accorcia. Sì, l'ha dimostrato anche adesso. Ci ha provato, è andato nella stessa direzione Raveggi, non ci è riuscito. Raveggi, ricordiamolo che è freddo, appena entrato, ovviamente non è in ritmo partita, perché in ritmo partita ci devono andare anche i portieri, non solo i giocatori. Ora Scandiano non deve accusare il colpo, perché Montecchio andrà come un treno sicuramente verso l'attacco, lascerà spazi come ha già lasciato fino adesso, fino a questo punto del match, quindi deve avere pazienza Scandiano, riorganizzarsi e organizzare qualche iniziativa di contropiede e sfruttare le superiorità numeriche che inevitabilmente Montecchio lascerà. Ora ci prova con Lollo Barbieri, all'indietro per Rocca, diciamo che è stato un pochino graziato. Tanto Barbieri, vediamo con Deinite. Rocca cerca di liberarsi dalla marcatura di Calvo, nulla di fatto, quindi si riparte ancora con Stefani. È stato un pochino graziato Herrero, perché Lollo Barbieri è stato espulso col blu per una, diciamo, infrazione con la Ste che aveva protestato. Stavolta gliel'ha solo detto un insolitamente generoso Molli, in questo caso con Herrero, che era già stato espulso, lo ricordiamo, col blu, va detto per onor di cronaca. Ora Scandiano recupera palla con Stefani, un contropiede in 2 contro 1, attenzione Deinite, palla per Stefani, Stefani, gol! Gol! E sono questi gli spazi in cui Scandiano deve approfittare. Contropiede 2 contro 1, gestito con pazienza, e l'assist è stato bellissimo per Stefani, che è stato preciso e ha piazzato la spalla alle spalle di Zanfi e ha riportato in doppio vantaggio Scandiano, 3-1 a 3:20 del termine. Ora tira subito dalla distanza Calvo, nulla di fatto. Rocca prende la palla, marcato fin da casa sua, una marcatura uomo veramente asfissiante. Stefani, l'autore del terzo gol, che ha permesso a Scandiano di riportarsi sul +2. Ancora Stefani si libera molto bene di Calvo, dalla palla a Barbieri, che aspetta un attimino il piazzamento dei compagni, cerca ancora Stefani, il tiro di Stefani respinto ancora dalla difesa del Montecchio. Poi Rocca recupera una palla vagante, Barbieri, ancora Deinite, autore del primo gol che ha sbloccato il match per Scandiano. Stefani, tiro dalla distanza, dal volo Barbieri, colpisce involontariamente dalla valle, e ora ancora Scandiano in possesso di pallina. Raveggi controlla, ma scadono i secondi, quindi a 2:34 Scandiano dovrebbe portarsi a riposo col vantaggio di 2 reti. Montecchio c'era riuscito realizzando il rigore, è ritornata +2 per fortuna salvo. E intanto il terzo fallo di squadra scandianese segna al Montecchio, 2:34 del termine, insomma una situazione in cui Salvatore avrebbe messo la firma comunque a questo punto del primo tempo. Assolutamente sì, insomma Scandiano è stata brava anche a reagire alla marcatura del 2-1, intanto qui Barbieri perde il possesso, arriverà time out per i rossoblù a brevissimo, con Barbieri che evita il ritorno di Calvo, poi va a scambiare con Stefani, autore dell'11ª marcatura del proprio campionato. Intanto Rocca non riesce a controllare e si va a time out con 2:14 da giocare in questa prima frazione. Sandro, c'è da dire che è vero quello che dicevi tu, per Scandiano situazione ideale,
Montecchio però ha dato comunque l'impressione di essere una squadra che è viva e sa anche far male. Poi è vero, non è arrivata la marcatura da azione, ma da tiro piazzato, da rigore, però è una squadra che ha le qualità per far male. Ha tanto talento, ottime azioni individuali anche di squadra. Vediamo che parte sempre con le punizioni veloci per sfruttare proprio anche le disattenzioni che può avere una difesa avversaria, però ricordiamoci che Scandiano è la miglior difesa e lo sta dimostrando chiaramente questa sera. È riuscito a soccombere solo su un tiro di rigore, tirato molto bene tra l'altro, ed è riuscito a ripartire molto bene. Comunque Mariotti sta gestendo molto bene il match, perché comunque anche sul 2-1 la squadra non si è scoraggiata. Qualche volta è capitato questa stagione, stavolta almeno nel primo tempo non è successo, e quindi ci aspetteremo poi, oltre a chiudere il primo tempo, a vivere un secondo tempo di una partita molto tirata. Allora si riparte adesso con Montecchio che ha il possesso, 2-14 da giocare in questa prima frazione. Scandiano 3, Montecchio 1 al Pallaregnani. Adesso è la formazione ospite ad attaccare con Calvo. Va a servire Toniazzo. Tenta la conclusione dalla distanza, lascia scorrere Raveggi. Poi Stefani a dare là all'azione offensiva di Scandiano. Deinite prova a veleggiare dietro la porta, difesa da Zanfi, va all'indietro, ancora da Stefani, che serve Roca. Si guarda intorno Roca per capire dove posizionarsi e dove servire il possesso, palla che arriva a Barbieri, ancora per Roca, da cui passano quasi tutti i possessi, di sponda per Stefani, poi Barbieri, dietro la porta difesa da Zanfi, con Calvo e Zanfi a difendere, poi Toniazzo tenta la deviazione, possesso ancora in favore di Scandiano, che avrà 9 secondi per andare a chiudere questa azione offensiva con Barbieri. Deinite adesso deve pensare a una conclusione, la effettua, conclusione da lontanissimo, forse poteva gestire un attimo meglio Scandiano. Qui c'è l'infrazione commessa dal rossoblu e allora il possesso passa a Montecchio Precalcino con Toniazzo per Giuliani. Cerca dalla valle, fermato da Raveggi, recupera in qualche modo Calvo, che viene spintonato qui da Deinite, che rischia un po', scintille tra i due, lo richiama Mariotti, ancora scontro tra Calvo e Deinite. Qui è chiaro che è rimasto un conto aperto tra i due che continuano a colpirsi. Molli li sta lasciando andare, 46 secondi. Mariotti ha praticamente ordinato a Deinite di stare lontano da Calvo. Deinite per Roca e gli dice stai lontano, infatti Deinite è praticamente fuori dall'azione offensiva di Scandiano. Stefani la perde, Toniazzo può andare fino alla fine Montecchio, 28 secondi in questa prima frazione, perde qui il possesso Montecchio. Deinite, pressione di Calvo che adesso gli sta addosso, Deinite va a servire Roca, poi all'indietro, 15 secondi, palla per Barbieri, Stefani, 8 secondi per chiudere l'azione offensiva. Roca deve provare una conclusione, la lascia lì per Deinite che cerca da lontanissimo, deviazione, palla in tribuna e 2 decimi sul cronometro. Mariotti che si sta confrontando ancora con Davide Deinite, qui l'esperienza di coach Enrico Mariotti, che dalla sua tanti e tanti anni ad altissimi livelli e in questi casi sa. Intanto arriva la sirena che chiude il primo tempo, 3-1 per Scandiano. Dicevo, l'esperienza di coach Mariotti, Sandro, che in questi casi è provvidenziale, perché tra Deinite e Calvo c'erano storie tesissime. Finisce la prima frazione, Sandro, un primo tempo che ha visto Scandiano bene in fase realizzativa, forse meglio rispetto anche ad altri match, bene in fase realizzativa da un certo punto di vista Montecchio, perché ha trasformato il rigore ma non il tiro diretto, molto meno in fase difensiva, perché comunque le due prime marcature scandianesi sono arrivate da disattenzioni difensive degli ospiti. Disattenzioni fatali, Salvatore, perché comunque Montecchio aveva giocato bene, marcato molto bene, marcatura aggressiva, ha fruttato tanti ripossessi di palle, cioè è riuscito a rubare molte palline. Scandiano è stata brava a giocare una partita con calma. Anche nell'ultimo caso Mariotti ha detto qualcosa di Deinite perché non vuole fare accendere gli animi,
che cosa che magari può fare una squadra, non dico Montecchio, ma una squadra che perde, tende un pochino ad accenderli perché inevitabilmente accento gli scontri e aumenta il ritmo. Quindi Scandiano deve essere brava nel secondo tempo a ripartire come nel primo, è riuscita ad andare in doppio vantaggio con un doppio vantaggio e questo era l'obiettivo per come si era messa la partita che si era prefissata. Quindi per adesso bene Scandiano, un po' meno Montecchio per Calcino perché poteva fare qualcosina in più. Ci auguriamo di vedere un altrettanto bello secondo tempo. Assolutamente sì, e allora ci fermiamo un istante, poi torniamo tra qualche minuto per il secondo tempo di Scandiano Montecchio Precalcino, sempre in diretta dal Pala Regnani di Scandiano.
Amici di Hockey Fizzler, rientriamo in diretta dal Palla Regnani di Scandiano, tutto pronto per il secondo tempo di Scandiano Montecchio Precalcino, gara valida per la 17ª giornata del campionato di Serie A2, girone A. Ancora una buona serata da me, da Salvo Fratello, qui al mio fianco Sandro Rainieri, con il quale vivremo le emozioni del secondo tempo tra rosso-blu e bianco-verdi. 3-1 per Scandiano finora. Entra ed è entrato tra i padroni di casa anche Niccolò Busani, quindi quintetto dei rosso-blu con Vecchi tra i pali, Beato, Deinite, Niccolò Busani e Roca. Dall'altro lato Montecchio, che adesso recupera il possesso con Calvo e Giuliani. Ci sono appunto i due già citati, poi Andrea Dalla Valle tra i pali, Marco Zanfi e poi Nicola Pozzo per il quintetto, che è praticamente lo stesso quintetto visto nella prima frazione. E allora Montecchio ad attaccare con Giuliani, che cerca di andare dietro la porta difesa da Vecchi, poi Pozzo, Dalla Valle. 10 secondi per chiudere l'azione offensiva, ci prova Giuliani, la respinta di Vecchi, poi è Deinite a recuperare e a servire Beato, si ferma sulla pressione di Calvo e va a cercare, trovare Alex Roca. Deinite, Niccolò Busani, Beato, Roca, ancora Deinite, con 24 secondi per chiudere l'azione offensiva per Scandiano. Roca si ferma, torna indietro, va a servire Niccolò Busani, poi Beato. 12 secondi per chiudere l'azione offensiva per Scandiano. Deinite cerca Busani, poi lo scambio 3-2, ancora Deinite, la conclusione respinta. E allora dall'altro lato Montecchio con Dalla Valle respinge Niccolò Busani. Giuliani va a sbattere contro la recinzione e allora ci sarà palla contesa. Arriva un altro cartellino ed è un giallo per Giuliani, per proteste probabilmente, perché sul contatto chiedeva il fallo Giuliani. Scambio di cortesia con Davide Deinite, che comunque in questa partita, quando c'è da rivaleggiare con un avversario, non si sta tirando indietro, quindi resta decisamente uno dei migliori in casa rossoblu, nonché autore della prima marcatura di Scandiano. Attacca Montecchio con Giuliani fermato e poi tallonato da Roca all'indietro, ancora ad attaccare la formazione ospite Dalla Valle. Giuliani frena, Giuliani, la conclusione respinta da Vecchi, poi Deinite alza la pallina e la va a recuperare con una discreta giocata Roca. Subito Giuliani su di lui, Roca porta il possesso, si incrocia con Deinite, lascia lì la pallina Beato. 22-38 da giocare in questa ripresa con Scandiano avanti di 2. Niccolò Busani per Stefani, anzi per Deinite, pardon. Beato sbaglia qui il suggerimento a occhi chiusi per Roca e allora recupera il possesso Giuliani. Attacca Montecchio, mentre nell'altro match che iniziava alle 18 Modena al Pala Roller di Montale Rangone vince 4-0 con la Pico Mirandola in un match che mette in palio punti fondamentali per la salvezza. L'imbucata di Dalla Valle fermato da Vecchi, poi Roca, una giravolta su se stesso per evitare Giuliani. Roca quasi a telecomandare i compagni, va a servire poi Deinite. Beato cerca e trova Niccolò Busani, tallonato da Calvo, qui perde il possesso Busani, lo recupera Giuliani. 21-44, il tentativo verso Calvo, qui lo scambio che quasi riesce tra Beato e Busani. Beato che riesce a fermare Giuliani, possesso che però resta in favore di Montecchio con Calvo, Vecchi a difesa della sua porta. Calvo all'indietro per Pozzo, poi Calvo, Dalla Valle verso Giuliani, Calvo, ancora Montecchio che ha 20 secondi per chiudere questa azione offensiva con Franco Giuliani che va ad appoggiarsi, poi la palla dentro per Dalla Valle che non ci arriva. Ancora Montecchio in possesso, 10 secondi per chiudere l'azione offensiva
con Pozzo che si gira, tocco di Roca a sporcare la conclusione dell'altro numero 9 in campo, Nicola Pozzo. E allora Scandiano può andare dall'altro lato. 20:50 da giocare in questa prima frazione, in questa seconda frazione, con Davide De Inite, si appoggia a Nicolo Busani. Beato, De Inite, Roca, Beato, adesso azione manovrata di Scandiano, arriva a servire Nicolo Busani, scambio con Beato, all'indietro, suggerimento così così, con Mariotti che non è contentissimo, arriva il fischio, 5 secondi, infrazione per Scandiano che ha recuperato già il possesso con Nicolo Busani, prova a uscire, anzi con De Inite che prova ad accelerare, dall'altro lato mette dentro per Beato, anticipato, e allora si va dall'altro lato con Montecchio, l'imbucata per Calvo che non riesce a concludere, c'è il fischio e c'è l'infrazione messa da Scandiano, stecca su stecca, quindi Mariotti non convintissimo del fischio, Molli invece sì. Arriva un altro giallo, anzi un blu, pardon, per Andrea Beato. E allora, con 29 secondi da giocare, 20 minuti e 9 secondi da giocare, altro tiro diretto per Montecchio con Nahuel Calvo che è 6 su 12 nei tiri diretti, perché ne ha sbagliato uno nella prima frazione. 50% di realizzazione, era il 54 prima di cominciare questa partita, con il 6 su 11 nel primo tempo. Ha colto il palo Nahuel Francisco Calvo Maldonato, questo è il nome completo di Nahuel Calvo, che affronta adesso Vecchi. Calvo, finta contro finta, resta su Vecchi, ma è bravissimo qui Calvo, che non può sbagliare in questa occasione Sandro, perché ha mosso la pallina molto bene. Vecchi ha provato a fare quel che può, però Calvo in questa specialità ha davvero quel qualcosa in più che potenzialmente, ne parlavamo nell'intervallo, potrebbe mancare a Scandiano. Sì, è una tecnica straordinaria, l'ha dimostrato, ha scelto l'altro angolo, è stato sfortunato nel primo tempo, nel secondo ha messo letteralmente a sedere Vecchi, l'ha disteso proprio e ha colpito, diciamo, con un colpo sicuro. Ora cerca ancora Scandiano di riportarsi sul doppio vantaggio, deve stare attento perché Montecchio è ampiamente in partita, cerca il tiro, gol ancora di Della Valle. Della Valle ha cercato il palo lontano, conclusione bassa, raso terra, che ha sorpreso Vecchi. Qua forse poteva fare qualcosa di più la difesa di Scandiano, che ha permesso questo 2 contro 2, e Dalla Valle realizza il suo 16° gol, subito time out con un infuriato Enrico Mariotti. La sua squadra forse di non essere stata attenta in questa ripartenza e di aver concesso troppi metri alla squadra di Ginestar, che giustamente ha pareggiato in un amen questa partita, che l'avevamo detto sarà tiratissima fino alla fine, e così è. Aveva iniziato molto bene il primo tempo Scandiano, aveva difeso bene, era ripartita, è vero che non aveva creato tanto, aveva giocato già un po' troppo col cronometro, quindi poteva già attaccare un pochino, perché lo sapevamo che la partita non sarebbe sicuramente finita, altro che Montecchio Pregalcino ha pareggiato ed ora è sicuramente ha l'inerzia dalla sua, e sicuramente Scandiano dovrà ricompattarsi ed avere il carattere, oltre che la tecnica e l'agonismo, cosa che ha avuto nel primo tempo, per ritornare in vantaggio e ottenere questi fondamentali 3 punti. L'avevamo visto anche all'andata nel match vinto 3-6 da Scandiano, che Montecchio ha queste folate in cui può farti davvero molto male, e è stata brava qui la formazione ospite. Adesso Scandiano dall'altro lato con Stefani fermato da Zanfi. Stefani, Roca, De Inite e Nicolo Busani con Vecchi. Per Scandiano la conclusione di Stefani, respinta da Zanfi, Giuliani, Pozzo, Calvo e Andrea Dalla Valle per Montecchio. Andrea Dalla Valle a recuperare il possesso verso Giuliani. Ha trovato la 16ª marcatura del proprio campionato Andrea Dalla Valle, che è il secondo miglior marcatore di Montecchio Precalcino.
E allora tutto da rifare per Scandiano, e ora inerzia che è decisamente in favore degli ospiti, che attaccano l'imbucata verso Calvo, fermato da Deinite che prova a suonare la carica per i rossoblù. Stefani, Deinite la conclusione, poi Nicolò Busani all'indietro per Stefani, poi Roca, Andrea Stefani ancora a cercare un compagno, a trovarlo in Alejandro Roca, poi Deinite, conclusione respinta, va a colpire il ginocchio di Dalla Valle, chiama Stefani, la riceve ancora all'indietro. 17 secondi per chiudere l'azione offensiva per Scandiano. Deinite per Stefani. Stefani evita l'avversario, ancora Stefani mette dentro, alza e schiaccia, respinta di Zanfi. E allora Calvo cerca l'imbucata per Giuliani, in due su di lui, ci arriva per primo il numero 5 di Montecchio che tenta di mettere dentro, Vecchi respinge ancora Calvo. Adesso partita che è diventata infuocata quando sono 18 i minuti sul cronometro da giocare in questo secondo tempo. 3-3 tra Scandiano e Montecchio qui al Palla Regnani. Attacca Andrea Dalla Valle, prova ancora Montecchio a cercare di concretizzare ancora con Lorenzo Barbieri sul blocco, sul cubo dei cambi. Fermato Deinite, ha fermato Pozzo, e allora Roca può alimentare l'azione offensiva di Scandiano, ma è già rientrata Montecchio molto bene in fase difensiva. Scambio con Nicolò Busani, poi Roca per Barbieri che è entrato al posto di Deinite. Stefani, Roca, Nicolò Busani, Barbieri, Roca, lascia lì per Barbieri che si ferma, ancora Leandro Roca, cerca e trova Stefani, però è controllato da Giuliani. 15 secondi per chiudere l'azione offensiva. Barbieri si ferma, gira su se stesso, prova a entrare, fermato, poi all'indietro, tocco così così, e allora può ripartire Montecchio con Giuliani a lottare Dalla Valle in area con Roca. Giuliani va giù, non c'è nulla, la recupera velocemente Pozzo che serve Calvo, finta, e poi all'indietro ancora Montecchio con 30 secondi per chiudere l'azione offensiva. Giuliani, 16:33 in questa ripresa da giocare. Santiago Herrero Meglioli si rialza dalla panchina di Scandiano, pronto a entrare fra qualche istante con Mariotti che dà le ultime indicazioni. Pozzo prova la conclusione, respinta da Stefani, poi Roca a recuperare il possesso, qui perde una brutta palla e poi la conclusione di Nahuel Calvo che porta avanti Montecchio. Qui errore della retroguardia di Scandiano, palla che lemme va a terminare alle spalle di Matteo Vecchi. L'abbiamo detto, Sandro, Montecchio ha le capacità di ribaltare una partita del genere, soprattutto perché quando l'inerzia è dalla sua parte, insomma, riesce a concretizzare. Però qui che errore di Scandiano. È una squadra che attacca sempre, quindi prima o poi gol lo fa. Stavolta è stato sfortunato, l'errore di Vecchi, è inutile che ci nascondiamo, però succede, fa parte del gioco. Ha compiuto sparate straordinarie, ha tenuto in piedi Scandiano nel primo tempo, ci sta anche un errore suo. Ora Scandiano deve essere veramente molto brava di testa a uscire da questa brutta situazione, perché come in questo caso perde pallini. Attenzione a Pozzo in contropiede, mette la palla dentro, perde la Valle. Cercano sempre questi tagli, lo stanno facendo dall'inizio del match, quindi bisogna stare attenti. Intanto Herrero al cancelletto, pronto a rientrare in pista Lollo Barbieri. Il tiro di Lollo Barbieri finisce fuori di poco, questa conclusione rasoterra. Sì, Scandiano è nel momento forse più brutto della sua partita, di questa partita, che Montecchio Precalcino, bisogna dargliene atto, ha saputo ribaltare a suo favore. È stata premiata la costanza e la perseveranza nel cercare azioni offensive sempre manovrate, anche talvolta anche azioni individuali, con il talento di cui dispone. Ora alza e schiaccia, stoppato da Busani, tentato da Calvo, che abbiamo visto essere controllato molto bene nel primo tempo, e poi è venuto fuori nella ripresa con un tiro diretto e con una marcatura ottima fattura, con l'aiuto alla collaborazione di Vecchi, l'abbiamo già detto. Ora esce Busani, rientra Santiago Herrero col 77 per questi ultimi 14:45 da giocare, con Montecchio Precalcino per la prima volta in vantaggio qui al Palla Regnani. Ora Stefani per Herrero, tocca la sua prima pallina del secondo tempo. Roca finta di mettere la palla in mezzo, poi la scarica per Stefani, cerca spazio, non lo trova, il tiro finisce fuori, poi a terra
Barbieri nulla di fatto, recupera una bella palla Herrero, va verso la porta, il tiro sul primo palo, Zanfi, poi la palla rimane un po' lì, recuperata da Giuliani, va in contropiedi in 1 contro 2, cerca un'azione personale, cerca anche addirittura ancora di andare al tiro, forse qua potrebbero gestire un po' pallini, invece attaccano sempre. Ora cerca il primo palo ancora Herrero, ancora risponde presente Zanfi, sempre in partita, e ora time out richiesto, non l'ha detto di Domenico, quindi non lo sapremo mai. Comunque servirà a spezzare un ritmo davvero altissimo come ci aspettavamo, partita più che equilibrata ma con Montecchio Precalcino in vantaggio. Ricordiamo che ha compiuto 6 falli di squadra nel primo tempo e nessuno nel secondo, come Scandiano che è rimasto a 3. E allora intanto Calvo con queste 2 marcature diventa momentaneamente il miglior marcatore dell'intera Serie A2 con 28 reti siglate in 16 gare disputate in questo momento in classifica, e questo cambia comunque molto. Scandiano resterebbe a quota 25, Montecchio salirebbe a quota 23 con i rossoblù che pericolosamente sarebbero avvicinati in terza posizione. Ricordiamo che proprio da Montecchio partì una striscia di risultati utili consecutivi, ben 7, che poi ha portato Scandiano a prendere il largo in terza posizione, ma nelle ultime settimane l'unica vittoria è arrivata contro Mirandola, quindi momento così così del campionato per Scandiano, che comunque nelle 2 sconfitte, le 2 sconfitte rimediate, le ha rimediate proprio con le prime 2 della classe, sconfitte di misura, ma anche oggi partita che si sta dimostrando difficile. Intanto è entrato anche Michele Dalla Valle nella formazione ospite in sostituzione di Andrea Dalla Valle, che probabilmente ha subito un colpo al ginocchio. Recupera proprio Michele Dalla Valle il possesso. 13:42 da giocare in questa seconda frazione. Montecchio che gestisce con Giuliani per Michele Dalla Valle. Adesso prova a giocare anche un po' col cronometro la formazione di coach Martin Ginestar. Con Giuliani per Calvo, Giuliani, entra una conclusione dalla distanza, palla che non passa lontanissima dalla porta difesa da Vecchi, recupera Herrero e adesso Scandiano deve provare a risalire tutto il campo. Alex Roca, il blocco di Barbieri su Calvo, Roca, la conclusione respinta da Zanfi, poi Pozzo a recuperare il possesso per Montecchio, Giuliani, Calvo, Giuliani, ancora Calvo per Giuliani, ora Calvo, qui si allunga la palla, subisce fallo da Lorenzo Barbieri, fallo abbastanza doloroso ed è il 4º di squadra per Scandiano. Calvo che ha subito un colpo probabilmente dove più fa male e quindi adesso bisogno di qualche istante per riprendersi. Si riparte con Michele Dalla Valle, va a cercare Pozzo, su di lui Stefani che recupera una bella palla, va giù Pozzo e allora Stefani per Barbieri, 3 contro 3, Roca si ferma, Scandiano deve ragionare, 12:15 da giocare in questa seconda frazione, 4-3 per Montecchio qui al Palla Regnani di Scandiano. Barbieri tenta una conclusione respinta, palla sugli spalti e allora possesso che resta in favore dei rossoblù, che in questa ripresa non hanno avuto ancora opportunità degne di nota. È stato praticamente Montecchio a gestire questa prima parte della ripresa. Barbieri cerca la conclusione sporcata da Zanfi, poi Stefani a rubare palla a Giuliani, ancora Stefani, va giù, non c'è nulla perché qui è scivolato probabilmente sul proprio pattino che aveva qualche problema e allora può ripartire dall'altro lato Montecchio, qui sbaglia Calvo, strano, e allora recupera il possesso con Roca, Scandiano, Stefani, Roca,
evita il rientro di Calvo, mette dentro per Herrero che non riesce a concretizzare. Questa è la prima vera grande opportunità per Scandiano e allora è Calvo a gestire la pallina, provare ad andare da Giuliani, da cui stanno passando praticamente tutti i possessi. Giuliani evita due avversari, poi è fermato da Roca. Giuliani che sta giocando una gran partita, un autentico corazziere con la maglia di Montecchio, Franco Giuliani, perché è praticamente ovunque sulla pista. Roca, Stefani, la conclusione rimane lì. Zanfi collassa sulla pallina con 10:45 da giocare. Scandiano che adesso deve disputarsi il possesso. Herrero perde sta contesa con Giuliani, poi Michele Dalla Valle per Pozzo, va a servire Giuliani, pronto a rientrare Andrea Dalla Valle, esce Nahuel Calvo che va a guadagnarsi il meritato riposo, poi recupera palla Scandiano con Barbieri per Roca, pronto a rientrare anche Davide Denite. Stefani, Zanfi la sporca e allora Herrero va a recuperarla. 10 minuti, 6 secondi da giocare da questo momento fino alla sirena finale. La conclusione di Barbieri la respinge ancora Pozzo, che ha fatto anche una smorfia di dolore perché la pallina l'ha colpito in pieno petto. Giuliani cerca l'imbucata, respinge la retroguardia di Scandiano. Allora Herrero può andare dall'altro lato, la lascia lì per Roca, 3 contro 2. Herrero mette dentro per Stefani, si sposta la porta, ma nulla di fatto, la rimette a posto Zanfi. Poi Pozzo con Michele Dalla Valle, fermato da Barbieri in modo quasi al limite. E allora adesso Scandiano poter andare dall'altro lato con Andrea Stefani. Roca, Barbieri, Roca, Herrero, trova la conclusione, respinta da Zanfi. Ancora Barbieri a lottare, ma va a recuperare l'ennesimo possesso Giuliani, che qui riesce anche a uscire a servire Dalla Valle. Gran giocata di Giuliani, l'ennesima, molto utile Dalla Valle, evita l'intervento di due difensori e poi riesce a concludere, ma respinge Vecchi. Poi Herrero, conclusione sporcata. Stefani a recuperare la pallina, ma Montecchio è già tutta rintanata nella propria metà della pista. Herrero deve cercare un compagno, prova a palesarsi a Leandro Roca. 8:37, partita che tiene un ritmo abbastanza vivace, ma poche emozioni in fase di conclusione. Poi qui il possesso resta a Scandiano, ma oltre all'occasione avuta poco fa da Herrero, anche Scandiano
Stefani in questo momento per Rocca. Da Pozzi, poi cercava dei nidi una palla in mezzo. Calvo, autore di una doppietta che permette a Montecchio di sbancare per il momento palla Regnani, nulla di fatto, si lotta su ogni pallina, Dei Nite ha la meglio, 5:40 al termine, Salvo, ne vedremo forse delle belle, però Scandiano deve fare qualcosina di più. Sì, gara che si sta un po' spegnendo, a dire la verità, in questi minuti, perché Scandiano fa fatica a costruire qualcosa, infatti c'è anche time out in vista alla prossima interruzione per i rossoblù. Adesso prova Stefani, che però perde il possesso, e allora è Giuliani a riconquistare. Accelerare Dei Nite a dare un po' di elettricità all'attacco rossoblu, ancora la respinta di Zanfi, che poi Barbieri commette fallo ai danni di Giuliani. C'è il time out per Scandiano, esce Stefani, entra Nick Busani, 52 secondi di time out. Dall'altro lato invece c'è un richiamo per coach Ginestar, che ricordiamo è già stato ammonito nella prima frazione. Sandro, 40 secondi di time out, dimmi in 40 secondi quello che ti aspetti da questi ultimi 5 minuti. Ma adesso deve andare un po' alla disperata, perché un po' gli schemi devono saltare, qualche tiro da fuori con l'uomo in mezzo è la soluzione, diciamo, più semplice. C'è da arginare un Montecchio che comunque lascia un pochino, non dico che lascia spazi, però lascia le iniziative, perché abbiamo visto che non sfrutta tanto i secondi ma va al tiro sempre. Si è arrabbiato moltimo Ginestar con Calvo quando ha cercato una conclusione velleitaria, a pochi minuti del termine poteva benissimo tenere la pallina, e qui aveva ragione il coach. Deve sfruttare queste ripartenze Scandiano a sua volta e creare qualcosa di pericoloso. Non è semplice, abbiamo visto Dei Nite recuperare le palline e andare in proprio, ci può stare, è andata alla conclusione, però ci vuole tanta lucidità, è un leitmotiv che ci ripetiamo un po' da tutto l'anno. Le occasioni vanno sfruttate, e a 4:46 dal termine, con un gol sotto, ovviamente devi riprendere questa partita. Sarebbe un peccato veramente perché Scandiano ha condotto fino a gran parte del match. E allora 4:34 da giocare in questa ripresa. Davide Dei Nite, Rocca, Barbieri si allontana, porta via l'uomo e poi scambia con Rocca. Barbieri qui va un po' a incartarsi, poi cerca di andare via in mezzo a due. Barbieri dentro per Busani. Qui aveva letto bene Zanfi, che aveva capito lo sviluppo dell'azione rossoblu, che era abbastanza repentina. Busani prova a sporcare il possesso di Giuliani, che come al solito, come un trattore, porta palla dall'altro lato della pista. Stavolta la perde, ma Giuliani decisamente un po' il termometro della formazione ospite, un po' la guida fisica e non solo, anche spirituale. Intanto qui Scandiano però in frazione di 5 secondi anche qui dimostra un po' la mancanza di lucidità, perché in frazione di 5 secondi adesso, con 3:43 da giocare e sotto di 1, dimostra che qualcosina manca, anche un po' di stanchezza. Poi va giù Barbieri, il fallo l'ha commesso lui, sesto, e anche questo è un dato, perché nella prima frazione Montecchio ha commesso 6 falli, nella seconda nessuno, quindi anche qui dimostra la dimostrazione di come sia cambiato il match nella ripresa. Andrea Dalla Valle e Nahuel Calvo sul punto di battuta. Dalla Valle cerca lo stesso Calvo, conclusione così, respinge Vecchi, poi Pozzo. Andrea Dalla Valle all'indietro per Giuliani, si ferma, cerca Dalla Valle, lo trova, e poi Calvo. 3:18 da giocare, Montecchio in possesso. Giuliani evita, poi cerca Calvo, che da 2 passi incredibilmente non inquadra lo specchio della porta. Allora può ripartire Scandiano, per cui c'è ancora speranza. Dei Nite, Barbieri, Dei Nite,
Va giù Roca che perde anche la stecca, poi Barbieri. La conclusione dalla distanza, niente, nulla di fatto. Giuliani dall'altro lato riesce in qualche modo a portarsi avanti la pallina, c'è infrazione e allora il possesso passa ai padroni di casa. 2:43 da giocare, gara che si sta lentamente avvicinando alla sirena finale. Intanto c'è Zanfi che ha chiesto di poter andare a ripulire la visiera e allora ne approfitta Mariotti per un mini break, quasi un time out. 2:42 da giocare, Montecchio 4, Scandiano 3. Però Sandro, anche questa interruzione, ecco, magari aiuta Montecchio che comunque ha l'inerzia del match dalla sua, ma Scandiano finora non ha dato l'impressione di potersi rendere pericolosa. Si stanno mancando un po' le gambe, un po' le idee, la lucidità, come hai detto tu prima giustamente. È stata una bella botta. Scandiano è stato in vantaggio tutta la partita. Più che il gol dello svantaggio è stata la doppia marcatura che ha permesso il pareggio a Montecchio a portare definitivamente l'inerzia dalla parte dei bianco-verdi, e quindi questo che Scandiano sta pagando. Ora anche nervosismo tra i giocatori stessi, vediamo, non sanno un po' cosa fare. C'è da sperare in questi ultimi 2 minuti e mezzo anche un episodio sia dalla parte scandianese. Ora perde palla, va in contropiede Calvo, tiro di Calvo, ci mette una pezza ancora una volta Matteo Vecchi, che è stato molto bravo in questo frangente. Attenzione, 2 contro 1, lasciano lì una pallina. Barbieri il tiro, gran parata di Zanfi che esce e chiude tutto lo specchio. Poteva essere questa la grossa occasione nell'unico errore del secondo tempo della squadra di Ginestar, che ora va in contropiede ancora una volta. Chiaro che Scandiano lascerà spazi in questi ultimi 2 minuti perché dovrà andare a caccia della palla, come sta facendo in maniera un po' scriteriata, per la verità. Deve organizzarsi, andare a raddoppio, ma la fa girare molto bene la squadra bianco-verde. Con Dalla Valle, attenzione, va in porta, cerca la conclusione, finisce fuori, tanto sta per rientrare Stefani. 1:42 al termine. Lollo Barbieri per la corrente dei Nite, tiro sul primo palo ancora di casco, ci arriva Zanfi, gran protagonista di questi ultimi minuti, è tornato a compiere ottimi interventi e Scandiano ci crede. Attenzione, ora palla lasciata lì, dei Nite, occasione colossale ancora per Scandiano, è un buon momento per la squadra rossoblu che deve insistere, manca poco, ancora dei Nite, si va un po' a incuneare in un vicolo cieco, la conclusione finisce fuori. Ora sembra Montecchio alle corde e Scandiano ha questa possibilità. Intanto non è escluso che faccia uscire il portiere per questi ultimi secondi. 1 minuto in questo momento al termine. Montecchio in possesso di palla. Ti lascio per l'ultimo minuto, Salvo, questa emozionante partita a commentare. C'è ancora da giocare, 53 secondi. Attacca Montecchio, adesso sono saltati un po' tutti gli schemi. Roca recupera, Teinite esce adesso Vecchi e sta per entrare Stefani, però Scandiano non deve perdere il possesso. Entra in questo momento Stefani che va a liberare Barbieri dalla pressione offensiva. 36 secondi per chiudere il match. Roca, Teinite gioca con la pallina. Scandiano per cercare di aprire quello spazio a conclusione di Barbieri, la recupera Nicolo Busani, poi Teinite, 20 secondi alla fine. Barbieri, Stefani dentro, respinge Zanfi, adesso Montecchio può provare a uscire in qualche modo, riesce con Giuliani, la porta è vuota, Giuliani scivola, perde il possesso, va a commettere fallo e arriva un incredibile blu per Giuliani a 4 secondi dalla sirena finale. È successo di tutto e adesso però con 4 secondi da giocare Scandiano ha l'opportunità per pareggiare, ma sappiamo benissimo che i tiri diretti sono la nota dolente di questa stagione per Scandiano, che ha già avuto in qualche occasione un tiro diretto nel finale non realizzato, e adesso tocca ad Andrea Stefani che ha un 2/7. Stefani contro Zanfi, Stefani per il pareggio, la respinta di Zanfi e poi palla respinta. Termina qui Montecchio
sbanca il Palaregnani. Scandiano rimedia la seconda sconfitta di fila, la terza nelle ultime 4 gare, e allora Montecchio accorcia sui rossoblù in classifica. De Nite abbastanza dispiaciuto in fondo alla pista. Stefani che non è riuscito per pochissimo nella realizzazione del tiro diretto, che resta ancora una volta, Sandro, nota dolente di questa stagione di Scandiano. Festeggia il pubblico di fede biancoverde. Montecchio che invece mantiene fede un po' a quello che è stato il suo percorso nelle ultime giornate, sta alternando una vittoria e una sconfitta. Nell'ultimo match era arrivata una sconfitta interna nel derby con Trissino e oggi arriva una vittoria qui al Palaregnani. Una sconfitta amara per Scandiano, giunto in un epilogo che peggiore non poteva essere, con un tiro diretto. L'abbiamo ricordato nelle statistiche, cioè non è proprio annata, però bisogna far svoltare questa statistica, perché sennò non si va tanto lontano. Ora sono a rischio anche playoff, perché diciamolo chiaro, ci sono 2 partite importanti. Fortunatamente per Scandiano si torna a giocare già mercoledì ed è una bella cosa, forse, per smaltire questa delusione. Non sarà facile a Trissino, intanto qualcosa da dire. Herrero meglio che venga portato via da qualcuno, perché non può andare, sì, bisogna che qualcuno intervenga per riportare le 2 squadre che si sono comunque consolate. Abbiamo visto Calvo andare a consolare anche prima dei Nite, quindi è un bel gesto, e bisogna che le 2 squadre, una festeggi e l'altra si prenda giustamente gli applausi, perché Scandiano ha giocato bene, è stata punita degli episodi, l'abbiamo detto anche nel primo e secondo tempo, rispetto a Breganza e a Correggio manca qualcosina a Scandiano per essere al loro livello. Deve dimostrare di essere dai playoff e lo deve fare nelle prossime partite che mancano, che sono poche, ha ancora un po' di vantaggio, però deve stare attento e deve soprattutto cercare di migliorare nella fase offensiva. Eh sì, e adesso che i punti iniziano comunque a farsi pesanti da questo punto di vista, Scandiano deve mantenere la lucidità che invece ha mantenuto Montecchio, che va detto nella prima frazione è stata sotto 3-1, ha commesso 6 falli, praticamente nella seconda frazione ha commesso un unico fallo a 4 secondi dalla sirena finale. Però Sandro, resta comunque da sottolineare che i tiri diretti tutti i piazzati in questa stagione per Scandiano insomma non sono propriamente il punto di forza, ed è quello che dicevi tu, un peccato, perché in un campionato così equilibrato, tra virgolette, dalla terza posizione in giù, questi insomma rilevano tanto. Certo, perché comunque può capitare la giornata di qualche giocatore, l'abbiamo visto in Herrero oggi, l'abbiamo detto, Vecchi è stato super, tranne per un'occasione o 2, e può capitare anche questo, però i tiri diretti ci sono, fanno parte del gioco e ci vuole uno specialista, c'è poco da fare. Loro ce li hanno, Scandiano no, si può concludere anche così. Saranno anche tempi migliori per questo, e sicuramente già a partire da mercoledì, ripeto, è un bene che si giochi fra 4 giorni, poi ci ritroveremo qui al Palaregnani anche sabato prossimo, andremo a Trissino mercoledì, anche lì una grossa partita in chiave playoff, punti pesanti, e anche contro il Valdagno, perché siamo comunque tutti lì. Eh sì, perché c'è il turno infrasettimanale, fatto bene a ricordarlo. Scandiano nelle prossime 2 affronterà mercoledì 26 alle 20:45 Trissino in trasferta, e poi si torna qui sabato prossimo alle ore 18 contro Valdagno, mentre dall'altro lato Montecchio affronterà Tiene in casa, altra partita insomma fondamentale per i punti playoff, e poi tornerà qui in zona perché andrà a giocare sabato prossimo al Palaroller di Montale Rangone, dove ci sarà la sfida con l'Amatori Modena, invischiata nella lotta per la permanenza in A2, e che quest'oggi, tra l'altro, visto che insomma i risultati sono importanti, ha vinto 8-0 contro Mirandola, quindi in classifica Modena adesso si è un po' allontanata dalla zona calda, insomma ha scavalcato Tiene Valdagno, mentre Scandiano, come detto, resta a quota 25 al terzo posto, con Montecchio che adesso tallone rossoblù a -2 a quota 23. Direi che può essere tutto dal Palaregnani di Scandiano per questa 17ª giornata del campionato di Serie A2. Montecchio vince e sbanca il Palaregnani di Scandiano, Montecchio 4, Scandiano 3. Da Salvo Fratello, Sandro Rainieri, una buona serata, e ci ritroviamo sempre qui in diretta sul canale YouTube di OK Fistere. Ciao!